Col Veneto stiamo iniziando a lavorare su una piattaforma continua per il dopo Expo che coinvolgerà sia aziende cinesi che aziende italiane, con l'intento di sviluppare e aumentare gli investimenti verso l'Italia e soprattutto verso la Cina successivamente. Le aree tematiche più prese saranno ovviamente quella del cibo, quella della moda, ma anche quella della siderurgia e tutto l'aerospaziale e industriale che c'è dietro.